La linea ferroviaria Treviso-Portogruaro fu inaugurata il 6 luglio 1913. In questi documenti storici vedete gli inviti dell'epoca con l'orario del treno inaugurale. L'alluvione del 1966 la danneggiò irreparabilmente. Oggi, a 21 anni di distanza, presso l'amministrazione provinciale di Treviso, è stato illustrato il progetto complessivo dei lavori di terra e murari per il ripristino della linea. Era il 1987, quando questo servizio raccontava ai trevigiani come sarebbe stata ripristinata la ferrovia verso est. Una scelta poco condivisa, per non dire contestata allora, da diversi comuni attraversati. È subentrato un piano nazionale dei trasporti che ha previsto per la Treviso-Portogruaro un ruolo molto più importante. A raccontarci la storia Arnaldo Brunetto, il primo ospite di 40, quell'assessore ai lavori pubblici in provincia che si scontrò con chi questa linea oggi più attiva che mai proprio non la voleva. Noi ci siamo inseriti in questo per far sì che questa, che sarebbe stata una barriera, e lo è per alcuni aspetti una barriera, diventasse invece una utilità per il territorio e per i comuni. Ecco perché con le dovute proporzioni la comparazione è stata con la TAV, in una riflessione tra passato e presente che poi si è spostata sui temi dell'autonomia del Veneto, già affrontati, pensate, quasi 40 anni fa. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre: perequazione. Concetti più che mai attuali, con qualche rammarico per l'ex deputato ed ex sindaco di Motta di Livenza. Battaglie perse purtroppo sempre, costantemente, nonostante l'impegno degli amministratori, nonostante gli sforzi anche politici. Battaglie politiche e scelte architettoniche, come quelle commentate nella terza parte della serata dal progettista Tony Follina, sulle immagini dell'isola della Pescheria a Treviso o della Piazza Grande di Oderzo. Architetto che si è espresso così sul complesso progettato da Mario Botta, guardando le immagini dell'ex Appiani. È un bel progetto, ma è fuori scala rispetto alla città di Treviso, non ha volumi così importanti.